Ciao a tutti, oggi prepariamo un dolce semplicissimo, la cotognata. Gli ingredienti sono solo tre: mele cotogne, limoni e zucchero semolato. Tagliare a metà le mele cotogne, quindi in quarti, sbucciarle e rimuovere le parti interne che sono dure e fibrose. Quindi mettere le mele cotogne a bagno in una ciotola con dell'acqua e del succo di limone in modo che non si ossidino. Farle a pezzi, non troppo piccoli, e metterli in una pentola con abbondante acqua. Lessarle finché non saranno tenere e scolarle. Passarle al passaverdura e metterle in una ciotola. Otterrete una purea che va pesata. A questa purea va aggiunta la stessa identica quantità di zucchero semolato. Mescolare la purea e lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo, aggiungere il succo di un limone e iniziare la cottura della nostra cotognata. Cuocere per circa 30 minuti mescolando continuamente perché la purea tenderà ad attaccarsi. Quando sarà diventata scura e lucida potrete metterla in stampini monoporzione oppure anche in una teglia. Livellatela con un cucchiaio e lasciatela riposare per almeno un giorno. Potete mangiarla subito, già fresca, o farla riposare per diverse settimane purché all'aria in modo che asciughi. Buon appetito!